Sentiamo il signore qua, come sta andando? Benissimo, si vede sempre sulla montagna. Si vede ogni tanto, no? Ma tira in mol marchiato. Il problema è che lei non va di spindi, no? La Inca non ha i soldi, no? Che non va di spindi. Ha tanta volontà la Inca. Il governo però i bezzi no? Ma quindi continuerà a mangiare ma se no qualcuno la pur di mangiare non vivi, no? Non mangia mica patacis. Secondo lei c'è una soluzione per uscire oppure proprio allo Stato non gliene frega niente? Costruire più i grandi magazzini. Ma parliamoci fuori dai denti, senta, lo Stato... Dare un po' di soldi a 10 per cittadino che può andare avanti. Sì, beh. Comunque lei è sempre sul pezzo e continuerà. Mai mollare questo. Benissimo. Secondo lei cosa bisogna fare? Chiudiamo l'Italia definitivamente? Sì, andiamo in Africa finita. Facciamo noi adesso gli immigrati. Sì. Dura vediamo che è fresca, no? Super fresca. Sta di fatto che lo Stato che ormai non è fresco, no? Cosa dobbiamo fare? Metterci il ghiaccio? Che viene a acquistare al mercato? Dica ai nostri telespettatori che conviene venire al mercato. Soprattutto dal signor Franco. Dal signor Franco, che non possiamo fargli pubblicità, però il signor Franco X ci ha risposto e lo possiamo anche dire. L'importante è comprare al mercato, sano, Da Franco. Ecco. Fresco. Lei consiglia, vediamo che il peso va, no? Si dice, ma questi mercati funzionano ancora oppure siamo ormai alla frutta? Allora, vanno, però nelle belle giornate, quando piove o fa freddo il problema sussiste che la gente viene sul mercato. Come sta andando? E adesso abbiamo un momento che hanno verdure negli orti, poi insomma in generale... Comunque la gente sta tornando al mercato? Sì, torna. Io sono 40 anni che sono qua, ho i miei clientini e vado avanti. Sta di fatto che chi vi sta mettendo la frutta è lo Stato italiano? Chi vi mette la frutta è lo Stato italiano? Alla frusta, con una S e una T. Sono le tasse che una volta non si pagava tutte queste tasse. Bisogna volare a tornare a comprare il marchiato, no? È stato via 3 giorni. Dice che di cada al club il tira in ghibo, dai. No, il tira in neoplui. Metti in italianie è un po' duro, no? Comenzi a capire in veramente un po' di paura, non hanno lavoro, stanno attenti a comprare e hanno ragione, però l'importante è non mollare. No, mollare, tu non ti fai. Se no? Tieni d'oro, speri che loro si mettano un po' a questo. Speri che è la globalizzazione, no? È inoltre il discorso, anche se hanno roba tanto, anche se hanno roba in più, io vengo da qua poi che lavori €1 al mondo, prima di là in davanti un 20 anni.